posso farlo come voglio io. Dammi la precisione di Pierfrancesco, la regia di San Daniel e la grinta di Luca. Ottimo, mister. Direi che ci siamo. Dobbiamo creare un degno avversario. Ok, vorrei il cuore di Luca, le gambe di San Daniel e la visione di Pierfrancesco. Ottimo, mister. Mettiamoli alla prova. Tu lo sai fare questo? Sì, va bene. Buonasera, settima puntata di A Tutto Sport, buonasera da Daniele Manuelli. Questa sera puntata ricca di servizi, ben 16 servizi video, quindi davvero rimanete con noi. Avremo da farvi vedere tutti i gol della 15ª giornata di seconda divisione Girone A giocata ieri, dove per l'appunto le romagnole hanno fatto risultati diciamo positivi e amari. Positivi per quanto riguarda il Bellaria, che nel derby ha ottenuto i 3 punti battendo il Forlì. Il Rimini purtroppo ha perso in quel di Savona. Annullata la partita invece, rinviata la partita per neve tra Sant'Arcangelo e Valle d'Aosta, e quindi davvero un campionato che rimane molto affascinante, soprattutto per la zona rossa, dove il Casale addirittura ha vinto per 2-1 sul campo del Fano, invece il Milazzo ha bloccato sullo 0-0 il Monza. Questa sera non ci sono le nostre vallette, c'è uno scoop a fine puntata, vedrete per l'appunto perché non sono presenti qui né Lisa né Francesca. Mi raccomando, rimanete con noi fino alla fine della puntata, altrimenti non vi sveliamo nulla. Io direi, se sono pronti anche i nostri registi, io passerei a presentare un attimo gli ospiti. Il nostro primo ospite ovviamente è Andrea Zanigni, attaccante del Rimini. Buonasera Andrea. Salve, buonasera a tutti. Andiamo a presentare anche il nostro Pierfrancesco Grossi. Buonasera Pierfrancesco. Buonasera. E per ultimo il nostro Luca Filippi. Buonasera Luca. Buonasera. Vi ricordo che se volete interagire con noi è possibile scriverci via SMS al seguente numero 333 60 94 299. Potete aggiungerci anche su Facebook scrivendo tutto attaccato a Tutto Sport Rimini. Se ora i nostri registi sono pronti, andiamo a leggere i risultati della 15ª giornata di seconda divisione Girone A e poi la classifica. Eccoli qui i risultati. Allora, per quanto riguarda la seconda divisione Girone A, Alessandria Renate 0-2, Castiglione Mantova 2-0, Fano Casale 1-2, Forlì Bellaria 1-2, Giacomense Venezia 1-2, Milazzo Monza 0-0, Pro Patria Bassano 0-0, Sant'Arcangelo Valle d'Aosta, come detto prima, rinviata, Savona Rimini 1-0. Passiamo ora alla lettura della classifica, eccola qui: Savona punti 32, Pro Patria punti 30, Castiglione punti 30, Renate 26, Bassano 25, Alessandria 24, Mantova 22, Forlì 21, Venezia 21, Monza 20, Bellaria passo importantissimo per la lotta a salvezza 18 punti, Sant'Arcangelo non ha giocato 15 punti, Valle d'Aosta ovviamente era l'avversario del Sant'Arcangelo, anche lei con una partita in meno 13 punti, Rimini 11, Giacomense 11, Fano 10, Casale e Milazzo 8 punti. Ecco, qui rientriamo adesso in studio, andiamo proprio a chiedere ai nostri opinionisti, prima di gustarci il servizio sul girone, che giornata è stata ieri la 15ª a Pierfrancesco? Intanto è stata una giornata molto particolare perché è caratterizzata, come accennavi anche tu, dalla neve che ha bloccato una delle partite in programma, quella appunto del Sant'Arcangelo, poi magari ne parleremo più a fondo. Per il resto direi che soprattutto per quel che riguarda più da vicino le romagnole, la grande sorpresa è stata nel derby al Morgagni, dove il Bellaria è riuscito addirittura a vincere contro il Forlì. È una sorpresa relativamente, nel senso che il Bellaria sta facendo in realtà molto bene, in particolare poi sembra un paradosso, ma da quando è stato esonerato Pepe quasi ancora meglio di prima, mentre il Forlì, lo abbiamo detto spesso, è in grave difficoltà al di là della vittoria che aveva ritrovato col Casale. Però è ugualmente, allo stesso modo, comunque una sorpresa, perché chissà in quanti ci avrebbero scommesso, insomma.
E poi per il resto invece direi che c'è da notare il successo importante del Savona, ahimè a spesa del Rimini del nostro amico Andrea, dopo ne parleremo. Quindi un Savona che comunque non molla, anche se gli altri dietro si mantengono in carreggiata. E poi ecco, poi nulla di fatto tra Pro Patria e Bassano, insomma questo 0-0, che dice anche che la Pro Patria sta segnando poco ultimamente, e forse un pochino in crisi, grande attacco stellare. E adesso ti stoppo perché fra poco, lo diciamo subito ai nostri spettatori, questa sera proprio a inizio puntata andremo a vedere tutti i gol della 15ª giornata, quindi rimanete con noi. Mentre chiedo Poi a ecco, Stefano... se mi permette, scusa, dimenticavo di annotare il successo del Casale, insomma, questo lo dici è storico. Questo lo dici Guarda, dopo che hai fatto questa annotazione io credo che a Rimini qui non dormiranno più stanotte, grazie. Mentre chiedo a Stefano di prepararci il primo servizio relativo al girone, chiedo subito al nostro ospite di questa sera, intanto grazie ad Andrea di aver accettato, benvenuto tra noi in questa gabbia di matti. Andrea, volevo chiederti, ieri avete giocato una partita non all'altezza forse del blasone della squadra biancorossa, avete avuto qualche difficoltà in quel di Savona, poi vedremo le immagini, insomma il Savona merita questo posto da capolista in questo girone? Ma sicuramente sì, i punti dicono così, sono una squadra molto cinica perché loro hanno avuto anche ieri sicuramente più occasioni di noi, una l'hanno sfruttata, quella meno nitida poi perché noi forse abbiamo peccato di inesperienza perché ci siamo fermati un po' perché avevamo un giocatore a terra, loro hanno continuato il gioco e ci hanno sorpresi, diciamo così, segnando subito, poi ci abbiamo provato, però non stiamo facendo una grande stagione, questo lo sappiamo e dobbiamo cercare di cambiare questo trend sicuramente negativo. Perfetto, c'è il nostro Stefano Papini, che io da questa sera lo battezzo Jean-Pierre Papin, dato che è milanista come me, Papini Papin, gli chiedo di lanciare il servizio relativo al punto del girone. Torna al comando del girone A il Savona che batte i Rimini grazie all'esperto De Martis. Con questa vittoria i liguri staccano in classifica la Pro Patria, il cui superattacco è stato annullato dal Bassano. Lo 0-0 finale consente al Castiglione di aggreggiare in classifica proprio la squadra di Aldo Filicano. La matricola terribile si aggiudica lo storico derby con il Mantova per 2-0. A bersaglio per i padroni di casa vanno Maccabiti e Talato. Il Castiglione conferma ancora una volta di avere una super difesa, sono solo 5 i gol incassati finora. A Alessandria inizia male l'avventura del nuovo presidente Camagna. Una doppietta del ventenne Gaeta lancia i Renate all'inseguimento del trio di testa. In tutto sono state 4 le vittorie in trasferta del 15° turno. Il Venezia rovina il debutto a Rossi sulla panchina della Giacomense, vincendo per 2-1. Il gol iniziale di Landi viene annullato dalle marcature lagunari di Godeas e Maracchi. Con lo stesso risultato si impone il Bellaria a Forlì. Gli adriatici vanno sotto con un gol di Sozzi, ma ribaltano la situazione con un rigore di Rossetti e una rete di Nicastro. Con questa vittoria Zanini potrebbe rimanere sulla panchina biancoceleste, allontanando l'ipotesi Marco Osio. Di fondamentale importanza la vittoria del Casale in quel di Fano. Dopo una settimana travagliata tra polemiche, contestazioni dei tifosi e l'allontanamento di Molino e Cirina, i piemontesi ottengono i 3 punti grazie a una doppietta di Siega. Per i marchigiani il gol del momentaneo pareggio era stato siglato da Sbardella. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra Milazzo e Monza, da segnalare l'espulsione di Gasparroni per gli ospiti. Rinviata per impraticabilità del campo la sfida tra Sant'Arcangelo e Valle d'Aosta. Ecco, proprio quest'ultima sfida è stata rinviata per via dell'impraticabilità del campo Sant'Arcangelo Valle d'Aosta, che probabilmente sarà recuperata o il 9 o il 16 gennaio del 2013. Non era possibile recuperarla prima perché, come sapete, il girone d'andata di seconda divisione girone A terminerà il sabato 22 dicembre con il sabato appunto e non la domenica si giocherà poco prima appunto delle feste natalizie, poi si ritornerà a giocare il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Dunque, prima abbiamo chiesto a Pierfrancesco il punto dell'alta classifica e ha aggiunto anche la perla del Casale. Se Stefano è d'accordo, intanto io vi farei vedere tutti i gol e noi intanto le commentiamo queste immagini, perché partiamo proprio dall'importante successo addirittura del Renate sul campo dell'Alessandria, una squadra ritrovata, Gaeta, scuola Milan, manco a dirlo, vedi cosa significa Pier essere milanisti, guarda che gol che ha fatto qui. Quindi, questo qui è il primo successo del Renate che si rilancia nella zona dell'alta classifica, 2-0 sul campo dell'Alessandria. All'Alessandria tra le file dei piemontesi esordiva anche il nuovo presidente, quindi subito primo KO per lui.
Esatto, invece dicevi appunto tu, ed è importante sottolineare come Renate si mantenga comunque nelle zone di alta classifica, al di là di qualche momento così di defiance, a dire di come quest'anno questa squadra intende evidentemente fare sul serio, a differenza dall'anno passato in cui era poco più che una comparsa, mentre decisamente più enigmatica invece direi all'Alessandria. Volevo aggiungere una cosa, scusa, sulla Renate, che dopo il 7-0 contro la Giacomense sta trovando anche un po' di continuità. Gaeta ha trovato questa doppietta importante ed è positivo, perché avevamo detto che Renate nelle ultime domeniche stava un po' accusando il colpo, quindi il 7-0 contro la Giacomense non è stato un episodio casuale, perché comunque vincere al Moccagatta di Alessandria non è facile, e questo sicuramente è un risultato importante. Altrettanto importante, volevo aggiungere al punto di Pierfrancesco, il 2-0 del Castiglione sul Mantova, un derby che stiamo vedendo adesso le immagini, un derby inedito. La piccola realtà provinciale del Castiglione è riuscita a vincere, si è rifatto sotto e ha solo 2 lunghezze dal Savona che ha battuto il Rimini, si è staccata dalla Pro Patria e quindi ha preso la vetta solitaria dopo una serie di settimane dove diciamo c'era molto equilibrio. Ce ne sarà ancora, però erano squadre proprio appaiate. Adesso invece il Savona ha messo, diciamo, la freccia, potrebbe prendere il largo, anche se questo Savona, così come tantissime altre squadre, magari hanno dimostrato che questo girone ha dimostrato che non ci sono partite facili. Anche il Venezia ha faticato tantissimo a vincere con la Giacomense, c'è voluto un regalo del portiere sulla punizione di Godias, dopo il vantaggio appunto proprio della Giacomense. Il Venezia ha vinto in rimonta, sta continuando a fare fatica. Come ha detto Pierfrancesco giustamente, il Monza è stato fermato dal Milazzo. È anche vero che la partita del Monza è stato un attacco costante nel primo tempo, nel secondo invece il Milazzo è venuto un po' fuori, ha rischiato anche i 3 punti. Insomma, un grande equilibrio, grandi risultati a sorpresa. Andrea, se vogliamo trovare una nota positiva in questa giornata, la Giacomense, che ha appaiato a voi in classifica, ha perso in casa contro il Venezia nonostante l'avvento del nuovo allenatore Rossi. So che, come rispondeva anche la scorsa settimana Onescu, è venuto qui anche Rosini, voi pensate solamente a voi stessi, però credo che un'occhiata alla classifica bisogna darla. Sì, dispiace guardare la classifica così, dispiace essere in quelle posizioni lì. Come hai detto tu bene, è chiaro, adesso bisogna dare un occhio anche a quelle dietro, soprattutto in vista della partita di domenica e queste ultime 2 partite della prima parte del campionato. Però noi siamo padroni del nostro destino, nel senso che dobbiamo ricominciare a fare punti importanti, solamente lavorando con serenità e fiducia e riprendendo fiducia in noi stessi penso che possono ricominciare ad arrivare i punti. Senti, in qualche partita credo che Rimini forse avrebbe meritato qualcosa in più, no? Pierfrancesco qui ricorda sempre che l'unica vittoria purtroppo è arrivata solo contro la Valle d'Aosta, però anche credo con il Castiglione magari qualcosa in più poteva arrivare. So che ho fatto un nome magari di una squadra che è blasonata poi per la vittoria finale, però insomma Rimini in casa al Nera ha fatto la sua onesta partita. Sì, diciamo che noi abbiamo cominciato male il campionato, poi sotto il profilo del gioco siamo ripresi e abbiamo fatto buone partite, però soprattutto in Italia l'importante è fare i 3 punti e quello che si guarda è la classifica, per cui siamo lì, abbiamo fatto degli errori, io ragiono sempre per squadra, per cui come Rimini Calcio intendo anche la società, da partire dal presidente fino anche all'ultimo giocatore, al 24esimo, siamo lì e per colpa di tutti, come l'anno scorso eravamo ai playoff magari o eravamo primi in questi periodi ed era merito di tutti, per cui bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di lavorare meglio. Andrea, abbiamo visto tutti i gol del girone, prima commentavamo il gran gol di Gaeta, ma anche Siega del Casale ha fatto un golasso proprio
a 2 minuti dal termine. Anche il Casale dietro comunque ha trovato finalmente la vittoria, è arrivato a 8 punti, stessi punti del Milazzo che in casa ha bloccato il Monza. Insomma, una classifica sempre più difficile, no, per la squadra biancorossa. Tu ricordavi una partenza un po' a handicap, prima giornata sconfitta per 2-0 con il Renate, insomma questa situazione non si riesce proprio a sbloccare. Sì, ripeto, secondo me comincia anche a pesare un po' mentalmente questa situazione. Io credo che una vittoria sbloccherebbe anche sotto il profilo mentale e darebbe sicuramente una mano. Si esce dalla crisi tutti insieme, sempre secondo il mio parere, per cui ripeto, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di fare più del massimo, perché io vedo anche i miei compagni in allenamento danno sempre il massimo, però non basta, e quindi dobbiamo fare sempre qualcosa di più. Infatti volevo chiedere il fatto, scusa, Vai, Andrea, il fatto di uscire spesso tra gli applausi, mi sembra, no? Cioè, è uno stimolo o magari rischia di diventare anche un alibi a volte? No, noi penso che dalla Val d'Aosta entriamo negli spogliatoi arrabbiati, delusi e scontenti. Anche quando abbiamo pareggiato col Castiglione comunque non c'era un gran clima nello spogliatoio, e così tutta la settimana, per cui fa piacere, certo, uscire tra gli applausi, non tra i fischi, però non sono alibi, nel senso che comunque noi sappiamo di essere Rimini, sappiamo di essere giocatori che nel loro piccolo possono fare molto meglio, e quindi non ci accontentiamo. Quindi la consapevolezza di poterne uscire comunque. Sì, anche perché sennò non saremmo qua a parlare. Fermati un attimo, perché io ricordo a Stefano intanto di prepararci la gol parade, perché poi Francesco inizia a parlare, non la finisce più, ve lo assicuro, poi vedrete, perché ci sono tantissimi servizi questa sera. Addirittura abbiamo promesso per Francesco, l'avevamo promesso a quel tifoso del Sant'Arcangelo, in settimana siamo entrati negli spogliatori del Sant'Arcangelo e abbiamo fatto il servizio relativo alla Berretti. Quindi tu che ci segui, facci un sorriso, mandaci un abbraccio, mandaci un bacio, perché te l'abbiamo fatto e adesso ti dovrai assorbire per colpa tua 15-20 minuti di Pierfrancesco che intervista Antonioli, tutti i ragazzi e via dicendo. Quindi processione messa questa sera all'interno della nostra trasmissione. Mentre chiedo a Stefano di prepararci al Gol Parade, Luca, so che volevi aggiungere qualcosa a quello che aveva detto Pierfrancesco. No, voi due siete come cane e gatto, il gatto che cane, prego. No, volevo aggiungere una cosa sul Casale, che è stata una settimana un po' particolare. Ci sono state tante contestazioni anche dei tifosi in subbuglio. 2 giocatori, 2 senatori come Molino e Cirino sono stati mandati fuori rosa, e sul campo c'è stata subito la reazione. Potrebbe essere, forse i tifosi del Rimini dovrebbero iniziare a contestare. Allora, dopo che tu hai letto questo, ti leggo il messaggio del tuo caro amico Harry. Ma stasera faccio tutto, io sono anche il velino Valletto di A Tutto Sport, ti scrive: se Rimini si ritirasse dal campionato farebbe più bella figura. Tu, Andrea, non ascoltare ovviamente. Luca for president. Addirittura presidente? Ti vogliono bene, Luca, io non so cosa dirti. Adesso aspetto da Harry le ultimissime sulla vita di Luca privata. Dici se è uscito con qualche ragazza questa settimana, perché noi lo vogliamo sapere. Eccolo qui, l'ha scritto puntualmente, guarda, mi ha ascoltato adesso. Tutte le donne di Luca Filippi, fans club, sono sempre più impressionate dallo straordinario dono di sintesi del loro idolo nell'esposizione dei suoi concetti. Continua così. Ti amano, Luca. Luca Filippi, fans club, guarda, è rimasto sciroppato, neanche scioccato. No, sono l'unico che non sa ste cose. Sì. Saluto Harry dagli studi televisivi. Sì, fai come se fosse a casa sua, offri anche un caffè, non so, fallo venire qui, non so, cosa gli vuoi Se dire? vuol venire, ben volentieri. Va bene, per Francesco già la prossima sera possiamo dire Piero, vogliamo riservare la sorpresa. Aspettiamo. Riserviamo la sorpresa. C'è una grossa sorpresa per lunedì prossimo, non ve la posso dire perché per Francesco me lo impedisce. Cavolo, mi sto guardando, guarda con la barbetta, sono più belli stasera. Però va bene. Comunque non c'è nessun fans club, volevo dire anche. Lo so. All'umanità. Allora, andiamo a vederci adesso la Gol Parade. Vai Stefano. Telling you, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life.
like my swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac. Daddy, y'all haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that. Dirty bit. Per te, eh? Eccoci qui, mentre noi ballavamo avete visto la gol parade sempre più bella. Luca, concordi? Gol di Nicastro al primo posto. Primo posto, un gol meritato e cercato. È vero che c'è stato un po' di fortuna, nel senso Ecco, che... stavo per dire più fortunato che cercato, però va bene. No, cercato nel senso perché viene da lontano. È un gol provato, uno schema provato da Mister Pepe. Nelle situazioni del calcio da fermo c'è un leggero scavino di Mariani, è venuto male perché la palla si è fermata, Ecco. cioè è stata deviata dalla barriera. Sto scrivendo quindi... tutto, viene da lontano il gol, ecco fatto. Sì, viene da lontano perché sono situazioni che Mister Pepe ha sempre provato. È vero che Mariani ha calciato la palla, però ha preso la barriera, quindi c'è stata anche un po' di fortuna, se così vogliamo dire. E poi Nicastro si è inventato questa girata impressionante. Sicuramente il gol più bello, sono d'accordo con te, sono d'accordo anche sul podio. Per la prima volta. Per la prima volta nella vita. L'altra volta, Bello. vedete, hai messo tutti i rigori, è stata una giornata piena di rigori la scorsa volta, gol solo su rigore la scorsa volta. Finito, hai finito il tuo commento, sì. Sì, Ok, sì, complimenti a Nicastro, complimenti al Bellario, ma dopo parleremo del Bellario. dopo parleremo, ora non ti dilungare. Andrea, tu fai anche tu gol che vengono da lontano usando la frase di Luca? Facevo. Ecco. No. Tu Pierfrancesco i gol da lontano li fai? Tu canti da lontano? Beh, sicuramente la voce arriva sempre da lontano. E il Corriere? Eh? E il Corriere? E il Corriere? È la battuta, no? Quella La questa- voce. devi Dai, dire, Pierfrancesco, dai, devi dai, dire. è una Non battuta. avevo capito la battuta. Non hai capito il senso, vedi? Era troppo- Ma non hai l'ironia. Bello, bello, mi piace qui, anche Beh, solo la macchina da caffè possiamo stare a casa Dipende nostra. anche da che ironia, però. Oh. Cane e gatto, Ti devi prendere le battute che faccio io, non è che... A Sant'Arcangelo ci sono già chip e chop, qui dentro ci sono cane e gatto, già capito. Allora, mentre chiedo al nostro amico Papen se ci prepara il servizio relativo a Savona Rimini, andiamo a presentare un attimo questa gara. Partiamo proprio da te, Andrea. Dicevi prima, trasferta sfortunata per i colori biancorossi. Secondo te alla fine, ok, mi dicevi prima a microfoni spenti, c'è stata quella punizione di Taddei, detto a microfoni spenti, facciamo finta. Si poteva fare qualcosa in più, si poteva cercare di ottenere il pareggio, oppure è stato un Savona devastante a tuo modo di vedere ieri? No, devastante assolutamente no. Noi avevamo preparato la partita per fare punti, per vincere. Comunque i miei compagni siamo tutti ambiziosi, non è che andiamo in campo per perdere assolutamente, ma nemmeno per pareggiare. Sappiamo che ogni partita adesso è fondamentale per noi, per cui anche quella di ieri, nonostante giocassimo con la prima della classe, volevamo fare punti, per cui, ma non tanto bene sotto il piano del gioco, proprio ci servono i punti e quindi volevamo fare quello. E niente, non ci siamo riusciti, addirittura ce ne siamo andati con zero punti e loro sono stati, come dicevo prima, più cinici perché hanno sfruttato anche loro, hanno avuto 2 o 3 occasioni, ho fatto 2 o 3 belle parate a Francesco, però hanno fatto un gol e poi per esempio il secondo tempo eravamo sempre nella loro metà campo, però è un periodo che non riusciamo a essere più concreti e più lucidi, tant'è che magari giochiamo bene dalla metà campo in giù e poi quando arriviamo negli ultimi 20-30 metri non riusciamo a concretizzare il gioco. Tenetevi fermi voi due, non fate sì, tenetevi fermi. Lasciatemi parlare con Andrea. Andrea, che impressione ti ha fatto da attaccante vedere dall'altra parte un certo Virdis, capocannoniere di questo girone? Ma io lui lo conoscevo perché ho avuto la fortuna di giocare un po', di allenarmi con lui a Cesena e diciamo che ha fatto una buona impressione,
Quelli che mi hanno sorpreso in questa categoria sono Giannone, Serafini, diciamo l'attacco della Pro Patria. Poi è chiaro, il ruolo dell'attaccante si basa molto anche sulle annate, ci sono certi giocatori che magari beccano l'annata giusta e fanno tanti gol, e altri invece che magari sono più continui. Lui sicuramente è un bravissimo attaccante, ho visto che aiutava molto anche alla fine, tornava anche in difesa, quindi ha corso molto, per cui ho fatto una buona impressione, poi ho fatto 14 gol, per cui è anche un buon finalizzatore. Rimanete fermi perché adesso chiedo a Papen se è pronto il servizio del Rimini, ci guardiamo il servizio del Rimini e poi sentiamo subito il nostro Luca e Pierfrancesco. Vieni alla regia. Il Castiglione Rimini affronta la difficile trasferta al Bacigalupo di Savona contro la capolista maglia rossa per i padroni di casa, schierati con il 4-4-2, completo nero con banda biancorossa per il Rimini che perde Morga per squalifica. Zanigni è il partner di Taddei in attacco, out anche gli infortunati Vignati e Valeriani, manca pure lo squalificato Vittori, al suo posto rientra Andrea Brighi. 10° minuto, Savona subito pericoloso, calcio di punizione di De Martis da posizione defilata, la palla sfiora la traversa, brividi per Francesco Scotti. 19° cross di Cattaneo, Virdis di testa, grande parata di Scotti, super il portiere biancorosso anche sul tap-in dell'attaccante ex Cesena. 21° Cattaneo per De Martis, difesa del Rimini in bambola, il diagonale di sinistro è imprendibile per Scotti, il Savona passa in vantaggio. 29° punizione di Taddei, Aresti alza sopra la traversa, è l'occasione migliore del Rimini nel primo tempo, il Savona invece va vicinissimo al raddoppio al 35°, l'azione nasce da un errore di Maita, Cattaneo, la verticalizzazione per Virdis, il destro a botta sicura, grande parata di Francesco Scotti in calcio d'angolo, e nella ripresa al 48° Taino crossa per Romero e guardate Francesco Scotti, ancora una grande parata, il portiere biancorosso indubbiamente il migliore dei suoi. Il Rimini fatica a creare occasioni da gol, D'Angelo passerà anche al 4-2-3-1 senza però ottenere particolari risultati. Qui è Gentile, subentrato in corso d'opera, a impegnare ancora Scotti con un violento tiro dai 20 metri, il portiere oppone i pugni. Finisce dunque 1-0 per il Rimini, sesta sconfitta stagionale. Ringraziamo il collega Riccardo Giannini per l'audio, commento tecnico riferito soprattutto allo scontro tra Rimini e Savona. Volevo chiedere subito a Luca, so che tu avevi qualcosa da aggiungere, o comunque una curiosità da chiedere anche al nostro Andrea. Ti lascio la parola. Sì, volevo chiedere a Andrea come si gioca in questo 3-5-2 senza Morga, con Taddei diciamo dietro a supporto, quanto aiuta a giocare con un elemento del genere, però anche se ieri però è andata male. Ma sicuramente aiuta tantissimo. Riccardo, non lo so io, lo sappiamo tutti, è un giocatore di un'altra categoria, per cui sicuramente dà una gran mano e lo darà ancora in futuro. Detto questo, non possiamo, come dire, dare tutte le responsabilità a lui, perché in campo si va in 11, quindi tutta la squadra deve fare il suo. Noi siamo stati sfortunati perché l'abbiamo perso, abbiamo fatto il ritiro insieme, avevamo cominciato con un determinato modulo, con determinati schemi, poi l'abbiamo perso subito per diversi mesi, quindi complice il suo infortunio, anche questo periodo negativo, adesso stiamo facendo tutte le cose anche un po', come dire, per aggiustare il tiro, e sicuramente ci manca quella serenità, quella tranquillità che potremmo avere con una classifica migliore. Però io penso che se riuscissimo a sbloccarci un po' mentalmente, poi anche sotto il profilo del gioco sicuramente ne trarrà benefici la squadra. Anche a livello personale, anche il gol che manca da Mantova, l'avevi segnato proprio tu contro Valle d'Aosta, sì. Poi il gol, se non sbaglio, casalingo col Fano, e poi l'ultimo a Mantova. Purtroppo quegli ultimi 2 gol che hai fatto sembravano averti dato un po' di continuità che manca, è un attaccante, sappiamo quanto vive di gol. Sì, diciamo che è stato un bel periodo, poi comunque il lavoro di Francesco e la bravura sua la sappiamo, per cui il mister ha optato per altre scelte dopo. Però questo non vuol dire niente. Noi
io, anche l'anno scorso la classifica era migliore, però non è che la nostra caratteristica principale è quella di segnare tanto, e quindi è chiaro che balza sempre all'occhio il fatto che gli attaccanti magari segnano poco o non segnano. Però io credo che, come dicevo prima, i meriti vanno dati a tutti e i demeriti se li prendono sempre tutti, per cui l'anno scorso segnavamo sempre poco, però avevamo magari un gioco o un qualcosa che faceva arrivare ai risultati, cosa che manca quest'anno. Forse anche il modulo del 3-5-1 non vi aiuta, le punte sono un po' isolate. Ma può essere, però per esempio a Mantova abbiamo fatto 2 gol, abbiamo avuto anche diverse occasioni, anche nel secondo tempo c'era anche un rigore, per cui per esempio la partita di Mantova è l'emblema che non è tanto una questione di modulo, è una questione di, come dire, proprio di gioco e di mentalità che mettiamo noi in campo. Lì grande protagonista, hai preso il palo, non ti è andato a rigore, hai fatto gol, complimenti. Grazie, sì. Peccato sia passato un po' lì non sia arrivata alla vittoria e non sia, diciamo, servita questa tua grande prestazione, solo in parte, ecco. Sì, è chiaro, poi ripeto, a noi serve la vittoria, per cui è inutile stare qui a parlare delle prestazioni singole. Io, è chiaro, sono più felice quando faccio gol, quando giochiamo bene, però a noi manca la vittoria, è l'unica cosa che dobbiamo pensare. A posto, sei felice adesso, un po' più di entusiasmo, gli hai fatto i complimenti, sembrava che fosse defunto, poveretto. No, facciamo le corna ovviamente. Ti faccio nemmeno caso, te vai a vedere il Bravo, io vedo nuovo. tutti, io te ti devo osservare perché io sono l'accoppiatore, ti devo fare accoppiare, te vedrai che riuscirò ma nella non mia c'è- missione. non c'è c'è stasera, ma dopo c'è uno scoop, ho promesso che c'è uno scoop e c'è uno scoop, c'è uno scoop e scoop, più scoop che scoop. Stefano, se sei pronto, anzi Papen, se sei pronto manda pure la pagella del Rimini così la commentiamo assieme al nostro Pierfrancesco Grossi, andiamo a vedere un po' i voti della formazione di mister D'Angelo ottenuti nella difficile trasferta di Savona contro la capolista. Eccola qui, io li leggo Pierfrancesco e dopo tu commenti ovviamente la prestazione dei biancorossi. Scotti 7, Palazzi 6, Andrea Brighi 6, Rossini 5,5, Ferrari 6, Baldazzi 6,5, Spighi 6, Malta 6, Marco Brighi 6,5, Taddei 7, Zanini 6, poi andiamo a vedere chi è entrato al 24esimo del secondo tempo, Marras 6 e poi c'è Maio 6 e Onescu 6, allenatore D'Angelo 5,5. Sei d'accordo un po' con i voti, Pierfrancesco? Ti sembrano un pochino troppa insufficienza nella formazione biancorossa oppure comunque concordi? Ma sì, fondamentalmente sì, direi da sottolineare, guardando questi voti, quanto sono importanti, come al solito, Scotti e ora che è tornato anche Taddei, sono sempre punti di riferimento significativi, quasi sempre migliori in campo. Purtroppo quello che manca è il fatto che non si riesce a vincere, il fatto che gli attaccanti, me lo diciamo prima, non riescono a segnare, il fatto che questa mole di gioco non riesce a tradursi poi in punti significativi. Hanno chiamato i tifosi del Rimini, hanno chiesto se tu puoi andare a fare lo speaker lì prima dell'inizio della gara e se vuoi fare tu uno inno biancorosso hanno visto la sigla con la tua fantastica voce, potresti fare anche questo, no? Volentieri, sarebbe un onore. Eccolo qui, facciamo un appello al presidente Amati, alla società biancorossa, Pierfrancesco Grossi, da oggi diventerà il vostro speaker ufficiale. Complimenti Pierfrancesco, io stipulo il contratto e siamo a posto. Volevo aggiungere una cosa su Onescu che è tornato in campo dopo 5 panchine consecutive, soprattutto dopo che è venuto in trasmissione da l'hai noi. detto finalmente, che Dio ti benedica, guarda come sei bello in TV questa sera, guarda come sei bello, non inquadrare, mi inquadra Luca, vai in primo piano su, guarda com'è bello questo ragazzo, guarda, sta crescendo bene, ecco, fai il sorriso, perfetto, adesso ci siamo. Dopo 5 panchine sapevamo di questo momento difficile, tenuto ai margini perché non rientra nel minutaggio, dopo un avvio comunque dove si pensava dovesse essere uno dei punti cardine, poi è venuto fuori Maita che è un giovane interessante, 94, bravissimo, però appunto ha trovato poco spazio. Onescu dopo 5 panchine è finalmente tornato in campo. Mi sono accorto anche dell'errore, Maita, ti ringrazio, qui c'era scritto Malta, ovviamente per la fretta ho sbagliato io, mi scuso. Un'altra cosa che volevo dire
sul Rimini, che ha un altro handicap, se così vogliamo dire, che purtroppo per un motivo o per un altro da quando è iniziato il campionato non riesce quasi mai a giocare con gli 11 effettivi. Cioè ogni settimana succede qualcosa. Questa settimana qui c'è stata la squalifica di Morga per presunti pagamenti in nero ai tempi della Biellese. Tra l'altro il Rimini ha fatto ricorso. No? Sì, più che altro è una cosa assurda, più che altro nel senso che il Rimini debba pagare una cosa che se è successa in passato, e quindi è assurdo che Rimini debba pagare adesso e privarsi di un giocatore comunque che ha commesso una cosa in passato. Adesso ha fatto ricorso, vedremo cosa succederà, però e poi c'è stato l'infortunio di Vignati che rientrerà a inizio anno, anche Valeriani ha avuto dei problemi, insomma ogni settimana succede qualcosa e Rimini non riesce quasi mai a giocare con gli 11 effettivi. Anche questo è un altro limite che si aggiunge ad altri limiti e ad altri problemi. Allora facciamoli felice, noi per la sezione autoscatto inaugurata per l'appunto da Pier Francesco Grossi siamo andati a intervistare questa settimana l'attaccante dei Rimini Pierluigi Baldazzi, mentre Papen ci prepara dalla regia il servizio relativo all'intervista personale fatta questa settimana dal nostro Luca Filippi. Luca, cerchiamo di fargli tornare un po' il sorriso ai tifosi biancorossi. Baldazzi ti ha rivelato qualcosa di importante, vogliamo dare solo una piccola anticipazione così fra poco vedono anche l'intervista, magari che squadra tifa, non lo so. Tifa... Anzi, non lo dire che squadra tifa, no, perché sennò mi viene male, no. Esatto. Mi viene male, no. Diciamo che il suo idolo calcistico è Roberto Baggio. Ecco, quello sì, questo si può dire, questo ci piace, questo ci piace. Non ha mica detto uno scherzo. No, Roberto Baggio. Va bene, Papen, se sei pronto dalla regia, andiamo a vederci per la sezione autoscatto l'intervista del nostro Luca Filippi a Pierluigi Baldazzi. Luigi Baldazzi, esterno del Rimini, un senatore per i biancorossi, visto che è la sua terza stagione qua a Rimini, subito promozione dalla D alla C2, poi il primo anno di C2, quest'anno la terza stagione, un momento, come ricordavamo già da diverso tempo, che non è dei migliori, questa vittoria che manca, però le prestazioni ci sono. Sì, sicuramente il momento non è dei migliori, soprattutto dal punto di vista dei risultati, ecco. Però vedo un Rimini in crescita che sta sfoggiando secondo me delle grandi prestazioni e manca veramente pochissimo a centrare una vittoria che stiamo cercando da tanto ma che in questo momento non arriva, però sono convinto che continuando per questa strada riusciremo a fare sicuramente bei risultati. Come ho citato poco fa, sei da 3 anni qua a Rimini, innanzitutto che ricordo hai di quella promozione arrivata proprio all'ultimo secondo contro la Turris, tra l'altro hai sbagliato anche il rigore purtroppo, però la promozione è arrivata lo stesso, tu sei con D'Angelo dall'inizio, che ricordi hai della tua avventura? Ma sono arrivato qua che non mi conoscevano in tanti, ecco, è stata una stagione bellissima, una cavalcata molto lunga perché comunque speravamo di centrare il risultato già nella regular season, diciamo. Dopo ci sono stati i playoff, sono stati molto duri, lunghi, molti ci davano per spacciati, scarichi di batteria, invece è stato veramente un percorso bellissimo che è finito nel migliore dei modi. Poi io ho continuato qua a Rimini, sto benissimo, con D'Angelo, inutile dirlo, c'è un ottimo rapporto, se no non sarei qua e quindi spero di dare ancora molto a questa società e che ci toglieremo delle altre belle soddisfazioni. A proposito di questa stagione, ti manca il gol, il primo anno 9, l'anno scorso se non sbaglio 4, quest'anno ancora Casella a 0, sì. Magari è un piccolo, diciamo, un piccolo lapsus. Sì, sicuramente è un qualcosa che mi manca un pochino, anche se non mi fascio la testa. Io sto lavorando nei migliori dei modi al massimo per
cercare di dare meglio in campo. Secondo me quest'anno rispetto agli altri anni sono diventato un giocatore un po' più completo, sto cercando di lavorare su un po' tutte le due fasi, sia offensiva che difensiva, e sicuramente il gol mi manca, anche perché ho avuto occasioni che non ho sfruttato. Il ruolo è leggermente cambiato rispetto agli altri anni, quindi mi sto anche un po' adattando e sto cercando di impararlo nel migliore dei modi, ecco. Però sicuramente io penso sinceramente solo alla squadra e vedo un Rimini in crescita. Sì, a proposito di ruolo che dicevi, infatti D'Angelo ti mette anche esterno basso, quindi magari le possibilità di avvicinarsi alla porta sono un po' di meno. Beh, sicuramente quello è normale, penso che si veda perché parto da un po' più lontano e sicuramente forse molte volte non sono lucidissimo quando arrivo là davanti, però questo non è assolutamente un problema, ecco, è un ruolo che posso fare benissimo, come il mister insomma, mi sta dimostrando che lo posso fare, e quindi ripeto, non è un problema e sono sicuro che avrò altre occasioni e spero di sfruttarle. Abbiamo i nostri registi che parlano di mangiare, un colpo basso perché io ho fame, quello non ho mangiato, però loro lo fanno apposta, lo fanno anche tu, hai fame, dopo andiamo a mangiare. Volevo dirvi semplicemente che adesso chiudiamo un attimo la parentesi relativa alla squadra biancorossa, poi ritorneremo nel finale di trasmissione a farvi vedere la seconda parte dell'intervista realizzata da Luca Filippi relativa appunto a Pierluigi Baldazzi. Ora cambiamo pagina, andiamo a parlare appunto della partita che è stata rinviata ieri per neve tra Sant'Arcangelo e Valle d'Aosta. Prego a Stefano, mentre noi appunto commentiamo la sospensione il rinvio della gara, di farci vedere l'immagine. Ecco, mi ha già anticipato Pier Francesco come preso un attimino, guardando anche queste immagini, il rinvio della gara tra Sant'Arcangelo e Valle d'Aosta. Ma intanto non è nemmeno una novità, perché correggimi se sbaglio, che l'anno scorso era capitata una situazione simile, no, cioè di una partita che sì, era invece rinviata, di febbraio, sì. Esatto, durante le nevicate di febbraio. Diciamo che non è stato tutto così semplice, nel senso che la Valle d'Aosta era arrivata, era sbarcata a Sant'Arcangelo, avrebbe voluto giocare, ci avrebbe tenuto molto, anche perché è in un momento di particolare forma dopo 2 vittorie, quindi probabilmente anche per questo ci teneva a non sprecare il viaggio in Romagna. D'altro canto invece mi pare di aver capito che Sant'Arcangelo non avesse poi tutta questa voglia così di giocare al di là del campo ricoperto di neve, che però non avrebbe creato così tanto ostacolo, dal momento che l'arbitro pensava che la gara sarebbe potuta essere regolare. Sì, lui ha fatto diversi sopralluoghi, prima aveva detto di sì, poi ci ha ripensato, poi alla fine ha fatto l'appello negli spogliatoi e ha deciso per il rinvio della gara. Ricordiamo il comunicato ufficiale per impraticabilità del campo. Campo c'è da dire che era anche molto ghiacciato. È sempre difficile prendere... È sempre difficile. È vero poi, ecco, c'è da aggiungere questo, che mi pare di aver capito che il problema fosse anche quello legato alle tribune, cioè alla sicurezza. Così. Soprattutto quello legato alla sicurezza, quindi per l'ordine pubblico, perché c'erano proprio delle lastre di ghiaccio, soprattutto per le persone che dovevano passare lì all'ingresso, sai, avendo anche molti abbonati. Ti faccio una battuta, non la prendete male, di età avanzata, chiaramente se succede qualcosa ovviamente... No vabbè, però avrebbero detto l'arbitro aveva detto che si sarebbe giocato comunque a porte chiuse nel caso. Sì, però anche la soluzione delle porte chiuse in effetti non sarebbe stato ottimale, è una rimessa per il club, per il Sant'Arcangelo. È una rimessa per il club, parliamoci chiaro, una rimessa per il club, perché fin quando sei comunque ti chiami Milan, Juventus e Napoli, organizzi un amichevole e te li puoi recuperare i soldi di una partita di campionato. Quando comunque ti chiami Sant'Arcangelo, sei una realtà piccolina, qui si vede che faccio però l'addetto stampa, vado in difesa della società, no, sto dicendo la verità però, quando vedi comunque c'è una realtà piccolina fai più fatica, no, a recuperare. Non so, è sempre difficile, noi l'abbiamo detto, è sempre difficile, siamo obiettivi, si poteva giocare come non si poteva giocare, Pier Francesco. Però sì, in effetti è così, però ecco, mi sentirei di concludere in questo modo, considerando che molto del problema era legato anche all'agibilità della tribuna, esatto. E forse giusto così, perché non era giusto appunto che Sant'Arcangelo dovesse giocare a porte chiuse, in fin dei conti il campo non era squalificato, e non è colpa della società Sant'Arcangelo se la neve ha creato questi problemi. No, onestamente parlando poi, come dicevi tu nella tua analisi, la Valle d'Aosta è anche in un periodo più al di là di questo. Del Sant'Arcangelo, però io se posso dire una cosa, forse anche la Valle d'Aosta non è che avrebbe beneficiato tanto a giocare su un campo così, perché ha giocatori più tecnici rispetto a Sant'Arcangelo, non mi sbaglio Luca?
Sì, quello è vero, però dal punto di vista economico venire dalla Valle d'Aosta è vero anche, cioè bisogna tenere un po' in conto tutte le varie sfaccettature. Sono d'accordo perché... Però giocare in un campo così onestamente, per quanto si possa cercare di spostare la neve, insomma, la partita non è una partita di calcio. Sì, in effetti... No, vi riporto proprio le parole di Bazzi, che tra l'altro ieri non era tra i convocati, mi ha proprio detto testuali parole: Daniele, se dobbiamo giocare su un campo così, questo non è calcio. Questo è stato nel riscaldamento, Bazzi ha proprio dichiarato le affermazioni di Dario Bazzi, poi l'arbitro è stato comunque in grado di prendere una decisione giusta, perché comunque ricordiamo un campo ghiacciato, tu Andrea lo sai meglio di me, può portare anche rischi a voi calciatori, no? Sì, sicuramente. A parte se la scelta è giusta o meno, però comunque c'è un arbitro che alla fine, ricordiamo, il comunicato ufficiale dice impraticabilità del campo e non per ordine pubblico, questo ci teniamo a sottolineare. Benissimo. Questo da capire magari quando verrà recuperata, se a gennaio come un mercoledì o un 9 o il 16 gennaio, perché prima, come dicevo inizio trasmissione, non si può recuperare perché c'è il sabato calcistico e non la domenica, quello prima delle feste, si gioca addirittura sabato 22 dicembre e poi c'è la sosta natalizia e si ritorna a giocare in campo il 6 gennaio, quindi all'Epifania questi poveretti, mi dispiace anche per Andrea che potrebbe passare la serata con la sua ragazza, invece ti tocca giocare il 6 gennaio che è una festa, purtroppo è così. Abituati. Questo è il calcio, ecco, vedi, siamo abituati. Tu Luca sei abituato, sì, rimani da solo davanti all'albero di Natale, all'Epifania aspetta la Befana che ti porta il carbone. Eccolo qui. Non ti preoccupare che noi della Sanzes siamo un po' messi come Rimini, però verremo fuori. Verrete fuori, lo so. Ma sabato cosa avete fatto? Sabato non abbiamo giocato, l'andata è finita. Ho capito, avete fatto schifo, quindi non abbiamo chiusi al quart'ultimo posto. Benissimo, quindi chiudiamo la parentesi, tanto non si è giocata tra Sant'Arcangelo e Valle d'Aosta, vado a cancellare la scaletta, io chiedo al nostro Stefano se finalmente possiamo mandare il primo blocco di spot pubblicitari e poi rientriamo in studio e andiamo a vedere il servizio relativo per l'appunto alla Berretti come promesso al tifoso la scorsa settimana. Lì alla regia. Ristorante Le Due Torri a Toriana, infoline 0541 67 5506. A peso d'oro ci trovi nei nostri negozi di Rimini, Riccione, Bellaria, Sant'Arcangelo e Pesaro. Mondo Pizza Fabbri, zona industriale di Talamello, info 0541 92 62 95. Bellissima parrucchieri ed estetica unisex, via Ada Negri 79 Rimini. Metalmeccanica Marecchiese, vendita e assistenza macchine da giardinaggio, ci trovi a Santa Maria di Maiolo. Eccoci qui, finalmente possiamo accontentare il tifoso che la scorsa settimana ci ha fatto presente la Berretti del Sant'Arcangelo è prima nel proprio girone, venite a fare un servizio alla Berretti, ci avevamo veramente già pensato, però venivamo venire in un periodo che faceva più caldo, invece tu hai voluto farci soffrire, Pierfrancesco è arrivato alle 3 del pomeriggio, alle 6 siamo usciti dagli spogliatoi, ti dico solamente questo, quindi adesso sei libero, mentre chiedo a Papen di prepararci per l'appunto il servizio sulla Berretti, adesso sei libero di gustartelo tutto, andiamoci a vedere proprio il servizio relativo alla Berretti del Sant'Arcangelo, lì alla regia. Eccolo Mauro Antonioli in mezzo ai suoi ragazzi dentro lo spogliatoio. Allora raccontaci mister, com'è la vita di spogliatoio? Purtroppo è dura perché questi ragazzi sono abbastanza scatenati, dai, no, si divertono giustamente, è un bel gruppo, siamo riusciti a fare un bel gruppo, i risultati si vedono, ma penso che abbiano piacere soprattutto di stare insieme e questo dà soddisfazione. Ecco, allora raccontaci una giornata tipo tra allenamenti e quant'altro. Ma gli allenamenti, giornata tipo, ci alleniamo tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 2:30 circa fino alle 4:30, 5. I ragazzi escono da scuola e vengono, adesso mi fanno ridere, questo è Bomber Manfroni. No, è
bello, penso, stare in compagnia loro, perché sono ragazzi che hanno entusiasmo, voglia di fare e soprattutto ci divertiamo oltre che a fare una cosa che ci piace tanto, che è giocare a pallone. Quindi c'è unione di gruppo? Sì, penso di sì, no, credo di sì assolutamente, tra di loro sono molto uniti, questo mi fa piacere, stanno ottenendo grandi risultati, il merito è principalmente il loro, spero che continuino così. Quali sono i segreti per riuscire a tenere unito così uno spogliatoio? Ma i segreti non lo so, non è facile, chiaramente prima di tutto la predisposizione dei ragazzi a voler essere guidati, a voler imparare e a mettersi in discussione e poi ridere, scherzare con loro, ma dargli anche delle regole e capire che comunque per stare in un gruppo ci vogliono delle regole da rispettare e con un pochettino di fatica inizialmente ci siamo riusciti, adesso le cose vanno abbastanza lisce e comunque il merito è soprattutto loro che si sono adattati subito. Raccontaci la vigilia più simpatica di una partita. Vigilie simpatiche penso quando andiamo fuori in trasferta, dai, che comunque magari non sono abituati tutti venendo da altri campionati o magari da categorie più basse, quando partiamo la mattina, poi stiamo fuori a pranzo e soprattutto se otteniamo anche il risultato, dai, siamo insieme, ci divertiamo, facciamo una cosa che ci piace che è quella di giocare e poi torniamo tutti allegri col pullman in festa perché magari abbiamo ottenuto il risultato. Queste penso che siano le trasferte più belle. Insieme ai ragazzi della Berretti, com'è vivere questa esperienza quest'anno così entusiasmante? È bellissimo, è una goduria pazzesca vincere tutte le partite ed è proprio fantastico, qui c'è entusiasmo, è bellissimo. Ecco, tu sei il portiere, no? Federico Andreani, un campionato sicuramente da ricordare anche tra i pali, no? Sì, stiamo andando bene molto anche in difesa e quindi mi piace molto. Ciao Badalassi, chiediamogli com'è segnare in questa squadra. È molto bello sicuramente e niente, sono contento, siamo un gruppo unito, quindi dai, giochiamo di squadra, quindi tutto a posto. Qual è stato il gol più bello, quello che ricordi con più piacere quest'anno? Sicuramente quello contro il Gubbio perché è stato uno scontro al vertice molto importante per la classifica e per noi. E intanto vogliamo ricordare quanti gol hai segnato? 7 finora e speriamo di continuare così. Dove vuoi arrivare? Almeno dai, 15-16 li vorrò fare, dai. Ma il sogno di Badalassi qual è? Diventare calciatore, quello sicuramente. Davide Seni, allora raccontaci l'esperienza straordinaria di questo Sant'Arcangelo Berretti quest'anno. Sì, diciamo che siamo partiti bene, siamo partiti però secondo me, adesso mi prenderanno in giro, però secondo me bisogna rimanere coi piedi per terra, perché secondo me ancora abbiamo fatto bene, però ancora non abbiamo fatto niente e ancora dobbiamo dimostrare tutto, quindi bisogna rimanere coi piedi per terra ancora. Anche noi guardiamo tutto sport lunedì sera! Bravo! L'ho fatto a casino! Eccoci qui, quindi rientriamo in studio e visto il servizio della Berretti ti ha salutato Al-San, si chiama, autore di una doppietta nell'amichevole contro il Cesena la scorsa settimana, eccolo qui Al-San e salutalo anche tu in diretta, no? Sicuramente lo saluto caldamente, ci siamo divertiti tantissimo. Caldamente, cosa si intende? Tu sei fidanzato caldamente a un maschio non si dice mai. Te lo devo insegnare io, questo non va bene. Scusate, no? siamo in vena di saluti, volevo un attimo, scusa per Francesco, dopo ti faccio pure finire. Sì. Salutiamo, innanzitutto saluto mister Antonioli, sì. E poi saluto il masso fisioterapista del Sant'Arcangelo Berretti, Andrea Bombersanti. Antonioli. Vai per Francesco, scusa. Quindi scriviamo quello che ha detto Luca. Ok, prego, continua. Questo è importante, importante perché lui ha interrotto il tuo discorso per salutare, per fare insomma. No, stavamo parlando dei saluti di Camarà. Ecco, Camarà. Direi era fondamentale interrompere per questo. Cane gatto, era di fondamentale importanza, soprattutto, come si chiama, non mi ricordo mai, Sarti o Santi? Che lo vedo, Santi. Io lo vedo tutti i giorni. Però anche mister Antonioli, saluto, glielo faccio anche lui. Sì, ma adesso aspetta perché su Antonioli, Pier Francesco, l'ho scritto proprio qui in scaletta, mai sazio, ha intervistato ancora di più Antonioli. Ma c'era anche lì. Ma questo è il tifoso a casa, voleva tanto sulla Berretti, per Francesco gli ha dato tutto il suo tanto. Pertanto bisogna dare dei limiti a Per Francesco. Per Francesco ti fa un'intervista di un'ora e mezza senza mai staccare la spina. Se lui potesse andrebbe in onda anche dopo mezzanotte, però noi non lo facciamo andare in onda perché sennò i bambini piccoli potrebbero morire all'istante. Quindi va bene così, fermiamoci un attimo. Chiedo al nostro Papen intanto di prepararci proprio l'intervista di Pier Francesco relativa a mister Antonioli
E poi c'è una sorpresa per voi, c'è un'intervista molto importante, poi chiudiamo la pagina del Sant'Arcangelo Calcio, al segretario storico segretario generale del Sant'Arcangelo Calcio, che secondo me è una delle persone dal quale bisogna più di tutti imparare, una persona che ha fatto 20 anni di professionismo, soprattutto nel Cesena, tra Serie A, Serie B e Serie C, davvero un grande professionista, è stato in parecchie squadre, poi nell'intervista le elencherà tutte proprio per Francesco Grossi. Quindi se il nostro Papen è pronto, intanto partiamo con la prima intervista ad Antonioli, poi rientriamo in studio e vi facciamo vedere l'intervista al segretario storico Silvio Poli. Linea alla regia. Mauro Antonioli, quali sono i segreti di questa squadra, di questa annata così strepitosa? Ma è un po' una sorpresa anche per noi, nel senso che comunque credevamo di aver allestito quest'estate una squadra che potesse perlomeno giocarsela con tutti alla pari, visto che comunque diversi giocatori un po' li conoscevo io, un po' il responsabile del settore giovanile Bullini mi ha fatto la squadra, quindi sapevamo di avere una squadra all'altezza, ma non credevamo che si integrassero così bene tra di loro e che soprattutto seguissero bene magari le mie indicazioni per la loro crescita, e sta veramente girando tutto nella maniera giusta. Adesso c'è entusiasmo, i ragazzi ci credono, sono vogliosi, sono cresciuti soprattutto, e quindi speriamo di continuare così il più a lungo possibile. Ci godiamo questo momento un po' diciamo importante e magico per il Sant'Arcangelo settore giovanile. Io so che già in estate sentivi che sarebbe stato un campionato importante, che cosa te lo faceva credere? Ma sicuramente il campionato è importante perché è un campionato quindi professionistico, quindi è sicuramente importante. Difficile, in più è una bella vetrina per i giovani, cercare l'obiettivo della società è cercare di riuscire comunque a portare qualche ragazzo dal settore giovanile alla prima squadra. Dobbiamo crescere, lo sappiamo, un pochettino a livello di settore giovanile, ci stiamo provando e qualche risultato lo stiamo ottenendo e speriamo di andare avanti così, ma ripeto, oltre ai risultati l'importante è la crescita di alcuni giocatori che sono magari già entrati con l'aiuto di Masolini che li visiona o si informa sempre, già un pochettino in orbita di sapere che sono dei giovani su cui la prima squadra magari può contare in futuro. Ecco, qual è il segreto per allenare una squadra giovanile? Ma io penso che allenare i giovani, ho fatto anche la prima squadra, allenare i giovani dia molta soddisfazione. Anche le prime squadre sicuramente ci sono stimoli diversi, però allenare i ragazzi credo la cosa fondamentale sia cercare di conquistarli, entrare un pochettino nella loro testa, e dopo che sei riuscito a fare questo io credo che ti seguono anche se gli dici di scalare una montagna, per dire. È una cosa magari un po' esagerata, però in effetti se prendono fiducia credo in quello che fa l'allenatore, in quello che gli dice, soprattutto poi si vedono anche i risultati in campo e vedono loro di migliorare, di crescere, sicuramente ti seguono molto e cercano di apprendere il più possibile. La capacità di questi ragazzi, ripeto, è stata soprattutto quella di essere delle spugne, di apprendere subito e trasformarlo in campo formando un gruppo che poi è fondamentale per giocare a calcio. Mauro Antonioli tornerà un giorno che sono panchina di prima squadra oppure si diverte talmente tanto così che... Adesso sinceramente non ci penso, mi diverto coi giovani, ripeto, dà soddisfazione, e magari un domani sapere che un ragazzo che ha allenato, che ha aiutato magari nella crescita, possa diventare un giocatore professionistico, credo che sia una soddisfazione altrettanto importante come allenare la prima squadra. Adesso mi concentro sul settore giovanile e sono contento così, però mai dire mai, nel senso che comunque dopo le motivazioni, gli stimoli cambiano e la crescita professionale anche, quindi non si può mai dire, però per adesso mi trovo bene con i ragazzi. Ecco, dopo 50 minuti siamo rientrati in studio, buonasera a tutti, parte la nona puntata, siamo arrivati già 2 lunedì più avanti perché abbiamo finito adesso. Ringraziamo Pierfrancesco Grossi per l'intervista, è stata una bella esperienza, comunque nello spogliatoio abbiamo visto che ti sei spostato da un pantalone all'altro. Esatto, dicevo prima, ci siamo divertiti tantissimo, ecco, tu simpaticamente ringraziavi me, io invece ringrazio il mister Mauro Antonioli, che è una persona notoriamente squisita, disponibilissima, molto gentile nonostante questo difetto che tu mi citi. Ecco, sapevo io, questo non è un difetto, questo è un pregio. Allora, ti blocco un attimo, se il nostro Papen
Jean-Pierre Stefano Papini Papen è pronto. Andiamo a vederci l'ennesima intervista di Pierfrancesco Grossi in quel di Sant'Arcangelo, relativa, non ce la facciamo più infatti, relativa, ho bisogno di 10 camomille stasera, relativa al segretario generale Silvio Poli. Parte l'intervista, ovviamente la parte A, perché la parte B poi la faremo vedere più avanti. Via la regia. Il segretario del Sant'Arcangelo Silvio Poli, colui che organizza anche le trasferte della Berretti. Allora gli chiediamo subito com'è organizzare le trasferte per la squadra Berretti? Ma organizzare le trasferte della squadra Berretti in pratica è come organizzare le trasferte della prima squadra, quindi si prenota il pullman almeno 10 giorni prima, con le ditte che abbiamo già contattato all'inizio della stagione sportiva e poi si stipula il relativo contratto, e il pullman, poi si prenota il ristorante se devono pranzare. In queste trasferte nel campionato Berretti quasi sempre c'è l'esigenza di pranzare fuori, perché sono distanze molto lunghe e impegnative. Chiediamo quali le soddisfazioni quando la squadra funziona così tanto, vince così tanto? Dunque, qui come tutte le squadre le componenti sono diverse. È il gruppo, una parte è la bravura del tecnico, una parte, che è la più importante, è la bravura dei giocatori, le doti che hanno, la voglia di crescere, la voglia di divertirsi, la voglia di giocare. Io sono abbastanza direi attaccato alla squadra Berretti, perché è la squadra che io ho sempre allenato quando ero nel Forlì per un paio d'anni, dove fra l'altro lì abbiamo vinto un titolo italiano, quindi so e sono attaccato anche per questo. Poi i miei 20 anni che ho trascorso a Cesena, 15 sono stati dedicati proprio alla Berretti del Cesena, dove sono passati tutti i giocatori che poi sono finiti in prima squadra e addirittura alcuni anche in nazionale, quindi ho dei ricordi straordinari, bellissimi della squadra Berretti. E sono affezionato anche qui a Sant'Arcangelo molto, perché stanno lavorando bene. È una squadra che ha ampi margini di miglioramento, quindi speriamo che nei prossimi anni qualcuno sia anche per la nostra prima squadra e anche per categorie superiori. Magari un imprevisto dell'ultima ora, qualcosa a cui hai dovuto mettere riparo all'ultimo, una situazione simpatica? L'unica cosa mi è capitato adesso ultimamente, che giocando a 20 km dalla nostra sede di Sant'Arcangelo, che come saprete giochiamo tutti a Secchiano, in località Secchiano nel comune di Nova Feltria, è successo che una squadra, senza fare nomi, mi dice: beh, noi arriviamo con le maglie azzurre, e allora dico: noi giochiamo con la nostra divisa. Cos'è successo? È successo che era sì azzurro, ma era più un blu scuro, quindi non potevamo giocare con le nostre che sono giallo-blu, e ci siamo trovati in grande difficoltà, e quindi abbiamo dovuto così chiamare dirigenti che non si trovavano per avere una maglia di riserva, perché nella Berretti è obbligatorio cambiare le maglie la squadra che ospita, quindi non l'ospitata ma l'ospitante. Alla seconda puntata di A Tutto Sport non sono caduto per terra perché ero inciampato, ma in verità perché lui
aveva fatto leggermente lunga un'intervista, stasera stavo per ricascare per terra nuovamente, però non vi preoccupate, adesso la parte B dell'intervista del nostro Silvio Poli dura un pochino di meno, dura 2 minuti, però ci fermiamo un attimo con la pagina relativa a Sant'Arcangelo, metto proprio una crocetta sulla mia scaletta e finalmente iniziamo a parlare di Bellaria. Prima di andarci a vedere il video della partita relativa al derby che il Bellaria ha vinto in quel di Forlì, volevo proprio chiedere un commento tecnico al nostro Luca Filippi. Dunque, uno dei risultati più sorprendenti della giornata di ieri è stato sicuramente la vittoria esterna degli Adriatici sul campo del Forlì. Sì, sorprendente anche perché il Bellaria veniva da una settimana molto molto delicata, con le dimissioni del direttore sportivo Califano che sembrano essere rientrate. Oltretutto dimissioni non accettate dalla società, una settimana molto molto complicata, il Bellaria è arrivato a questa sfida con una formazione anche se vogliamo rimaneggiata, con alcuni giocatori come De Luca che si sono rivisti dopo tantissimo tempo, hanno giocato fuori ruolo perché il trequartista non è propriamente suo ruolo, Tattini esterno sinistro, quindi ci sono alcuni giocatori come Gerolino che sono stati tenuti fuori per motivi che lasciamo perdere, si chiama di turnover ma io stento a crederci. Insomma, una squadra rimaneggiata che ha giocato con la filosofia di Pepe, quindi col 3-4-1-2, ha disputato una buona partita, sempre grande carattere, dopo il vantaggio di Sozzi e del Forlì, che tra l'altro ha segnato il suo secondo gol tra i professionisti, il secondo gol di fila. Il Bellaria penso abbia disputato una buona gara, magari calcio non eccellente, però ha creato diverse occasioni, quindi la vittoria è meritata. Forse è il Forlì però che ieri non ha giocato all'altezza delle sue possibilità. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi. No, la apri e basta la parentesi. No, la apri e chiudo. Ma non l'avevi aperta prima? No, da oltre mezz'ora, no, vai. Volevo un attimo ricordare il messaggio che Ahmet fa, l'attaccante, ci aveva inviato settimana scorsa, purtroppo avevamo avuto problemi, non eravamo riusciti a leggerlo in diretta perché c'era scritto su internet, dove lui aveva difeso la professionalità e il carattere mostrato dalla squadra con la Pro Patria. E io penso di parlare anche in questo caso anche per Pier Francesco. Sappiamo bene quanti ragazzi stiano stupendo e stiano facendo un grandissimo lavoro nonostante appunto tutti questi problemi, quindi sappiamo e riconosciamo il loro merito, e tutti i ragazzi giovani che stanno appunto cercando di ottenere questo obiettivo che è la salvezza, quindi contraccambiamo questo saluto con affetto. Chiuso parentesi. Chiuso la parentesi. Chiudo proprio io, ti chiudo. Sì. Tu 30 secondi, fermati che ti faccio parlare dopo il servizio del Bellaria. Una cosa veloce con Andrea, tu il Bellaria l'hai affrontata, puoi ovviamente verificare le cose che ha detto anche Luca, una bella squadra fatta di ragazzi in gamba e comunque è una delle sorprese di questo campionato, 18 punti, anche purtroppo per voi hanno anche qualche punto in più rispetto al Rimini, no? Sì, a me mi avevano colpito molto perché mi avevano colpito come la loro umiltà di sapere comunque di essere una squadra che ha delle aspettative basse e tutti invece, come dire... andavano per spacciati, il Bellaria invece... vanno tutti dalla stessa direzione, diciamo, nel senso che comunque lottavano su ogni pallone, una squadra molto solida, molto unita e squadra, per cui io credo che anche in queste categorie qui sia molto importante fare squadra, ti aiuta in molte partite e ti può portare a molti punti. Infatti una delle frasi storiche di Vujanin Boskov quando allenava la Sampdoria, ha vinto quel famoso scudetto con la coppia Vialli-Mancini, era questa: sembra una cavolata, testuali parole sue, ma andarsi anche a mangiare una pizza assieme vuol dire tanto, significa fare spogliatoi. Non a caso la Sampdoria vinse quell'anno lì lo scudetto. Allora adesso andiamoci a godere il servizio fatto dal nostro Luca Filippi relativo al derby vinto dal Bellaria in quel di Forlì per 2-1. Lì alla regia.
La Penta Edilizia di La Penta, Wilmer e Loris si occupa di opere edili, intonaci, premiscelati, vendita e materiali per edilizia, vendita e noleggio attrezzature. Ci trovi in via Sant'Arcangiolese 4133 a Poggio Berni. Siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 19 e il sabato mattina dalle 7 alle 12. Infoline www.lapentaedilizia.it. Il Bellaria torna alla vittoria nella gara più speciale, nel derby contro il Forlì partito a razzo e negli ultimi mesi in calo preoccupante. 3 punti importantissimi per la truppa di Zanini che si lasciano alle spalle una settimana difficilissima per le vicende extracalcio riguardanti l'esonero non esonero di Pepe e le dimissioni di Califano respinte dalla società. I padroni di casa al gran completo, eccezione fatta per l'infortunato Melandri, Arrigoni preferito a Vesi in difesa, rientro di Evangelisti in mezzo al campo, sugli esterni Sampaolesi e Sabato, tridente Filippi Bonaventura Petrascu, Gabbiani con il Pepiano 3-4-1-2, grande novità Lander Giuseppe De Luca dietro al tandem Falni Castro, Tattini esterno sinistro, in difesa Masullo arretrato centrale assieme all'ex Fantini e Maccarrone, Bernacci è ancora squalificato. Avvio a razzo degli ospiti, Raparo imbecca Rossetti che ci prova di prima intenzione con la sfera che termina a lato di poco. Risposta immediata del Forlì, al quinto Petrascu suggerisce ad Evangelisti, bordata deviata in corner. Sugli sviluppi dello stesso, Sozzi ci mette la testa e firma l'1-0. Galletti in vantaggio con l'esperto capitano, seconda rete consecutiva tra i prof. Il Bellaria reagisce con il suo furetto Tattini che innesca il turbo e semina scompiglio, cross in mezzo sventato. Insistono i biancazzurri al 33esimo, lancio dalle retrovie di Maccarrone per il leone di Dakar Fall, che si invola, protegge la sfera e viene atterrato in area da Orlando. Rigore, sul dischetto Rossetti fredda ginestra, 1-1. Il Bellaria conduce le operazioni, Tattini dalla sinistra cerca i compagni, Rossetti rompe in scivolata senza arrivarci. I padroni di casa non ci stanno e ci provano sugli sviluppi di calcio piazzato, batte Petrascu, la sfera carambola in aria, i tentativi di Bonaventura non trovano il bersaglio. Nel finale di tempo il Bellaria si rifà avanti e reclama il rigore. Rossetti scodella in aria, Fall viene atterrato da Arrigoni, l'arbitro lascia proseguire. Nel recupero l'incontenibile Rossetti serve Tattini che calcia alto da ottima posizione, si va negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa a menar le danze sono i biancorossi, Evangelisti coglie una corta respinta e carica il sinistro, missile fuori dallo specchio. I Galletti ci riprovano, Sozzi pesca Bonaventura chiuso in uscita con i piedi da Rossetti, ma al 23esimo arriva il ribaltone, Mariani fa lo scavino, la barriera devia e Nicastro si inventa un pallonetto di sinistro che non lascia scampo a Ginestra, gol meraviglioso, 1-2 e l'attaccante corre ad abbracciare Capitan Fantini. La gara perde di smalto, ma nel finale Petrascu ha sul piatto sinistro la chance del pari. Il tiro è debole, Rossini cattura senza problemi. Triplice fischio, il Bellario vince 2-1. Sul campo i ragazzi mostrano ancora grande carattere e qualità, ma restano in attesa delle decisioni societarie. Il direttore sportivo Gianni Califano con ogni probabilità resterà. Forlì meno tonico del solito, cala la distanza e non riesce più a raddrizzarsi. Luca, partiamo subito da quest'ultima tua affermazione, poi passiamo la palla a Francesco, mentre chiedo a Stefano di prepararci la pagina del Bellaria. Califano rimane? Califano dovrebbe rimanere, adesso domani sera c'è una riunione societaria con tutto lo staff riunito, le dimissioni insomma, che gli ha respinto Nicolini dovrebbero far propendere diciamo, il direttore sportivo a rimanere e forse con lui potrebbe rimanere, potrebbe esserci un colpo di scena, potrebbe anche tornare il mister Pepe che ufficialmente non è ancora stato esonerato. Quindi io personalmente penso che sarebbe la scelta migliore perché questa squadra è stata costruita sul 3-4-1-2 anche in queste due partite con la Pro Patria e il Forlì, anche se non c'era Pepe si è visto insomma quanto la squadra sia funzionale a questo modulo e andarlo a spostare, a invertire. È vero che ci saranno anche numerosi cambiamenti perché la rosa è da sfoltire, ci saranno stati una decina di giocatori o in tribuna non convocati domenica, quindi è una rosa da sfoltire. Tra l'altro volevo segnalare positivissimo il debutto di Mattia Zaccagni che è classe 95 e quindi insomma grande soddisfazione per questo ragazzo che tra l'altro è stato convocato anche nella nazionale under
di Lega Pro, Under 18, quindi un giovanissimo, perché appunto classe 95, questa è una soddisfazione. Allora facciamo un gioco, rimaniamo su di te e poi passiamo a Pierfrancesco. Papen, se ci mostra gentilmente la pagella del Bellaria, andiamo a commentare assieme proprio le pagelle, poi sentiamo invece la versione opposta da Pierfrancesco del Forlì. Passiamo da Bellaria. Rossini voto 6,5, Maccarone 6, Fantini 6,5, Masullo 6, Rossetti 7, Mariani 6,5, Raparo 6, Tattini 6,5, De Luca 5,5, Nicastro 6,5, Fall 6,5. Andiamo a vedere anche quelli che sono entrati. Venneri 6, dal 34esimo del secondo tempo Ulizio ovviamente SV, all'ultimo istante è entrato anche Zaccagni SV e l'allenatore Zanini 6,5. Quindi diciamo soprattutto Zanini ha messo in campo una bella formazione, ha ottenuto i 3 punti e ha preso un bel 6,5 in pagella. Concordi? Sì, bisogna fare i complimenti al mister che, come ho detto prima, sta tenendo la filosofia di Pepe secondo quelle che sono le possibilità, quindi i giocatori che gli vengono messi a disposizione, ed è una vittoria al debutto molto importante. Come dicevamo anche le scorse puntate, mister Zanini si merita queste soddisfazioni perché è tanti anni che lavora a Bellaria per questi colori, ha fatto tutte le trafile del settore giovanile da allenatore, arrivare in prima squadra e vincere penso sia fantastico, soprattutto nel derby, anche se c'è da dire che lui non potrà allenare per tutto l'anno visto che ancora non ha il patentino. Ecco, adesso passiamo, se Papen ci aiuta, con i voti relativi alla formazione biancorossa del Forlì, così andiamo a sentire anche il nostro Pierfrancesco Grossi che ha diciamo novità anche sulla formazione biancorossa. Sentiremo adesso il suo punto. Ginestra 6, Arrigoni 5,5, Orlando 5, Martini 6, Sampaolesi 5, Sozzi 6, autore del gol, ricordiamo, Evangelisti 5,5, Sabato 5, Filippi, che non è il nostro Luca, 5, Buonaventura 5,5, Petrascu 5. Andiamo a vedere anche quelli che sono entrati. Dal 25esimo del secondo tempo Mordini 5,5, dal 35esimo del secondo tempo Giano SV, l'ultimo che è entrato è l'ex Sant'Arcangelo Ferri, voto 5 dal 18esimo del secondo tempo, l'allenatore Bardi, voto 5. Pier, tu avevi già fatto presente nelle altre puntate che il Forlì stava attraversando un periodo di rilassamento, sì, ha avuto diciamo una tappa importante in quelli di Casale dove ha ottenuto i 3 punti vincendo per 3-0, però ieri di nuovo battuta d'arresto in casa dopo la sconfitta contro il Venezia, questa volta contro il Bellaria. Sì, dimostrazione che il successo che ricordavamo prima ai danni del Casale è stato evidentemente solo un fuoco di paglia, che questa squadra ha chiaramente... è chiaramente in difficoltà, lo è da più partite, ecco, dopo un inizio sicuramente strabiliante che ha portato questa squadra nei primissimi posti, ecco, è succeduto questo periodo così di vacche magre che si sta prolungando per troppo tempo. Ecco, in un primo momento poteva sembrare fosse solo un inciampo, invece evidentemente c'è qualcosa che non va. Ecco, al di là della sconfitta, ieri la squadra ha dimostrato di non essere quella che ci si poteva aspettare, quella che invece era di inizio stagione. Quello che è ancora più significativo è il fatto che a fine partita sia il tecnico Bardi sia alcuni dei protagonisti, tra cui il portiere Ginestra, abbiano messo in evidenza come il compito del Forlì quest'anno non sia quello di stare tra le prime, quasi proprio a voler dire che questa squadra non è stata costruita per vincere, non è stata costruita per fare un campionato particolarmente importante. Ecco, io direi che è molto significativo questo. Ma ti riporto anche scusi ti interrompo, anche le parole del nostro segretario Silvio Poli, che lui appunto di Forlì ricordava: il Forlì è comunque una neopromossa come Castiglione, e comunque Castiglione ha trovato la strada giusta, il Forlì però è lecito non aspettarsi di troppo, sta facendo il suo onesto campionato, anzi ha fatto anche troppo, è già più avanti rispetto sulla tabella della salvezza. Da questo punto di vista sicuramente, mentre notavamo che il Castiglione si mantiene sempre bene o male tra le prime, non meglio nell'altra. D'altro canto invece vorrei brevemente così, fai pure. Come già accennavo prima, celebrare d'altro canto il Bellaria che sta facendo veramente benissimo. Quello che è particolarmente, può sembrare incredibile che se ogni giornata in società è vulcanica perché succede di tutto, c'è chi se ne va, chi torna, lo accennava prima anche Luca, Califano che dà le dimissioni se ci riferiamo all'anno discorso, il presidente però che non l'accetta in serata e quindi cerca di trattenerlo, ora non si sa cosa succede, poi si parla di un possibile arrivo di Osio,
che freme per poter sbarcare Bellaria, ma d'altra parte però tutto rimane fermo, addirittura potrebbe tornare ancora Pepe che non è stato nemmeno ufficialmente esonerato. Insomma, mentre succede di tutto dentro la società, in campo invece sembra proprio ogni volta un altro mondo. In campo la squadra gioca benissimo, anzi addirittura, accennavo anche prima, da quando non c'è più Pepe queste due partite in un certo senso gioca anche meglio, ma non perché Pepe non faccia giocare bene la squadra, perché la squadra gioca allo stesso modo, semplicemente perché casualmente l'assenza di Bernacci, che è un grandissimo giocatore, l'abbiamo detto più volte, permette alla squadra di tramare anche di più, di giocare anche di più, visto che non ha questo punto di riferimento su cui sempre contare. In particolare vorrei anche notare come Zanini abbia fatto un ottimo lavoro, non solo perché essendo stato sempre il braccio destro di Pepe, conosce benissimo ovviamente la squadra e la realtà, ma perché ha trovato anche soluzioni interessantissime. Una è quella di Rossetti, che ieri ha segnato questo gol importantissimo. Lui non segnava addirittura da 1 anno e mezzo, l'ultimo col Bellaria in un 5-0 al Poggibonsi, il primo su rigore in assoluto per lui, quindi è una giornata particolarmente significativa. Rossetti che sta facendo benissimo sull'esterno ad ampliare il gioco, ma soluzioni anche come quella di De Luca, per esempio, che è un'altra invenzione tutta di Zanini, così giocatori in cui lui crede, che sta portando alla ribalta, dimostrazione di quanta personalità abbia questo tecnico, al di là del fatto che non potrà poi restare fino al termine della stagione. Mentre chiedo a Stefano di prepararci il secondo blocco di spot relativi appunto al nostro programma, è paradossale, no? Perché facendo un summit anche del tuo discorso, la squadra che gioca il miglior calcio delle romagnole, a mio modo di vedere, parlo sempre a mio modo di vedere, è il Bellaria, però quella che ha più punti tra le romagnole è il Forlì. Infatti sono le stranezze del calcio, insomma. E come ricordavo anche ad Andrea, quella più titolata tra le 4 era comunque il Rimini. Che in questo momento è quella più in difficoltà. Più in difficoltà, no? Andrea, il Bellaria comunque tu lo dicevi prima, ti ha fatto una bella impressione. Un tuo parere anche sul Forlì, che squadra ti sei trovato davanti quando hai avuto occasione di incontrarla? Ma quando l'abbiamo affrontata noi era un buon periodo, erano tra le prime 3 erano, sì. Per cui giocavano un buon calcio, poi hanno avuto questo calo. Però, ripeto, come dicevo prima, soprattutto in C2 sono squadre più o meno livellate, non c'è quella che spacca il campionato, non c'è quella che gioca meglio di tutti. Poi a volte, soprattutto in queste categorie qui, chi è più squadra riesce a tirar fuori qualcosa in più delle altre. Concordo. Va bene, se il nostro papello è pronto, lanciamo il secondo blocco di spot pubblicitari e poi rientriamo per il gran finale. Oro Euro lo trovi a Rimini, in via Cignani, angolo di via Circonvallazione Meridionale. Taverna del Grillo a Campiano di Talamello, infoline 0541 92 18 39. Splendida giornata a Rimini, in via Garibaldi 67. Ristorante e pizzeria Tanà, a Borniano di Talamello, via Strada Provinciale Marecchiese 258. Ristorante I Repubblicani, via 9 febbraio, Sant'Arcangelo. La Penta Edilizia di La Penta Wilmer e Loris si occupa di opere edili, intonaci, premiscelati, vendita e materiali per edilizia, vendita e noleggio attrezzature. Ci trovi in via Sant'Arcangiolese 4133 a Poggio Berni. Io ringrazio sempre i nostri sponsor perché tutto questo senza il loro contributo non sarebbe possibile realizzarlo, quindi li ringraziamo ancora una volta e vi ricordo anche il numero per interagire con noi nel corso di questa puntata, 333 60 94 299, e poi anche su Facebook potete aggiungerci come a Tutto Sport Rimini, mi raccomando scrivetelo tutto attaccato. Prima di lanciare il servizio relativo alla seconda parte dell'intervista del nostro Luca Filippi a Pierluigi Baldazzi, volevo chiedere proprio al nostro ospite eccezionale di questa sera, Andrea Zanini, che compagno è Baldazzi? Ma è un burlone, tra virgolette, perché scherza molto, ci aiuta, a me mi ha aiutato tanto, soprattutto quando sono arrivato nell'ambientamento, anche con i giovani, è uno che dà sempre una mano, cerca sempre di dare i consigli giusti in un modo meno pesante possibile, per cui è fondamentale, ma così come tanti altri nostri compagni, per esempio soprattutto anche i nuovi arrivati tipo Taddei e Morca sono inseriti benissimo, hanno
e stanno cercando di prendere un po' in mano questa squadra che ha dei problemi, per cui ognuno ha il suo ruolo ed è bello perché tutti rispettano il proprio ruolo senza cercare né di strafare né di fare qualcosa che non è nel loro compito. Benissimo, andiamo a vederci ora la seconda parte dell'intervista del nostro Luca Filippi e poi rientriamo in studio. Linea alla regia. Invece della tua carriera, quali sono stati i tuoi primi passi? Ho visto che hai iniziato a Limolese, tu sei di Castel San Pietro, raccontaci un attimo le tue esperienze calcistiche. Sì, io sono nato a Castel San Pietro, però sono di Imola. Ho iniziato lì da bambino e poi dopo ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Imolese fino alla prima squadra dove ho giocato 3 anni in C2 e dopo l'Imolese è fallita. E quindi mi sono ritrovato in Serie D a Sant'Arcangelo. Dopo lì è riniziata un po' la mia carriera. Delle sensazioni, sicuramente il posto dove mi sono trovato meglio è sicuramente Rimini e dove sto crescendo secondo me di più. Poi oltre che al Limolese hai avuto anche oltre che al Sant'Arcangelo hai avuto anche una parentesi al Castellarano, anche lo stesso Castel San Pietro, poi dopo sei arrivato qua a Rimini. Sì. Hai un curriculum tra la C2 e la Serie D, secondo te quali sono le differenze tra il calcio, soprattutto mi riferisco nel recente passato, tra la Serie D, e ricordiamo quando hai giocato con Rimini c'erano squadre anche abbastanza di blasone, e la C2, quali sono le differenze? Sicuramente fra la Serie D e la C è una maggiore fisicità e anche intensità e agonismo nelle partite. Poi sicuramente la Serie D, quando abbiamo vinto il campionato, era una Serie D molto tosta, con squadre di blasone e quindi l'accosto parecchio alla C2 di adesso, mentre la Serie D che avevo fatto prima era un po' più leggera. Dicevamo prima anche del rapporto con D'Angelo, che tipo di allenatore è, qual è appunto il tuo legame con lui, e magari alcuni l'hanno criticato, tu che lo conosci magari da più tempo, sai se è una persona insomma sulla quale poter contare oppure se è giusto criticarlo visto che comunque questi risultati non sono così eccellenti. Ma io ovviamente dico che non è giusto criticarlo, io conosco prima di tutto la persona di cui si può dire assolutamente nulla. Come allenatore ognuno ha la sua opinione, noi ci ricordiamo della promozione con una Serie D il primo anno che da una squadra creata da zero e quindi non era facilissimo, invece lui è riuscito a farci vincere, a darci continuamente gli stimoli per arrivare fino in fondo nonostante non avessimo centrato subito la promozione. Adesso criticarlo è facile perché non arrivano i risultati, ma chi conosce il mister e chi soprattutto ci vede giocare negli ultimi tempi penso che non ci critichi, cioè non abbia modo di criticarci soprattutto per quello che diamo in campo. Dicevamo prima del tuo avvio di carriera, ogni giocatore ovviamente ha i suoi idoli, la sua squadra del cuore. Che squadra tifa Baldazzi e quali sono i suoi idoli ai quali si ispira? Tifo per l'Inter, il mio idolo è sempre stato Roberto Baggio, sono cresciuto insomma vedendo le sue prodezze, quindi le sue giocate mi hanno sempre fatto innamorare e mi mancano un po' al giorno d'oggi sinceramente. Ecco qui, abbiamo finito, la messa è finita, potete andare in pace, finalmente è finita anche la seconda parte dell'intervista di Pierluigi Baldazzi, ovviamente scherziamo, ringraziamo il nostro Luca Filippi, intervista realizzata nella giornata di venerdì all'ora di pranzo, Luca ci teneva a dirlo, io ancora dovevo mangiare, lui in verità aveva già mangiato, molto furbo. Alla tua faccia soprattutto. Lo ringraziamo, vedi la mia faccia, bravo, stai crescendo bene, però stasera hai perso già la valletta, non c'è, Non c'è la valletta, a me mi hanno... sei in buone mani. A me mi ha lasciato solo soletto come un cane abbandonato, va bene, ci sta.
Mentre chiedo al nostro Papen di prepararci una new entry di questa settima puntata di Tutto Sport, ovvero la top 11 realizzata proprio da Luca Filippi, state tranquilli che dura pochissimo, però è bella. Chiedo proprio al nostro Pierfrancesco, perché sennò dice che questa sera l'ho trattato male, che l'ho fatto parlare poco, invece in verità l'ho fatto parlare tanto, perché a forza di sentire le sue interviste non ne possiamo più. Allora, stasera, domanda che vogliono sapere tutti, stasera appena che arrivi a casa cosa fai? Ecco, basta, c'è bastato, quindi se il Papen è pronto, si può mandare subito la top 11 realizzata dal nostro Luca Filippi. Portiere Matteo Iali, Castiglione. Il derby contro il Mantova lo vincono i provinciali neopromossi del Castiglione. Il portiere classe 92 non è chiamato ad interventi strepitosi, ma difende di mestiere la sua porta. Se la seconda della classe è la miglior difesa di tutti i campionati professionistici, con solo 5 gol subiti, il merito è anche suo. Difensori Stefano Morotti, Renate. Positiva la prestazione del terzino bergamasco classe 92, che contribuisce a rendere all'Alessandria una giornata ancora più grigia. Matteo Solini, Castiglione. Il giovane difensore Scuola Chievo salva un gol sulla linea che vale come uno fatto. I biancorossi non subiscono reti da 4 turni e pur soffrendo in alcune circostanze continuano a tenere chiuso il fortino. Chiude una difesa giovanissima il 19enne Marco Taino del Savona. Tanta grinta e all'occorrenza si fionda in avanti per crossare in area Bomber Virdis per il primato. Esterno Nicolò Rossetti, Bellaria. Imprendibile propositivo, si traveste da bomber con una freddezza glaciale dagli 11 metri. Ritorno al gol dolcissimo nel derby in rimonta di Forlì per i sorprendenti gabbiani. In mediana Anouar El Kamsh, Casale. Il centrocampista marocchino è tra i più brillanti nella vittoria del Casale in quel di Fano. Esperienza per la risalita. Marco Sozzi, Forlì, il capitano e senatore, ci ha preso gusto. Secondo gol consecutivo tra i professionisti con un morbido colpo di testa da pochi passi. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Peccato per lui e il resto dei galletti che sia soltanto un acuto. Esterno Nicolas Siega, Casale, autentico trascinatore dei nerostellati con una doppietta di rabbia nello scontro salvezza di Fano. Una vittoria che mancava dalla trasferta in Val d'Aosta del 30 settembre. Talento ritrovato. Tridente d'attacco, Marco Gaeta, Renate, bis da favola al Moccagatta che permette alle Pantere di stare in alto. Il giovane bomber Scuola Milan segna con un bolide nell'incrocio e poi scartando il portiere. Francesco Nicastro, Bellaria, Remida. Al suo primo tiro in porta si inventa un pallonetto fantastico che non si dimenticherà in fretta vista la rara bellezza. I veri bomber sono così, trasformano una giornata storta in positiva in un lampo e i romagnoli tornano a sorridere. Denis Godias, Venezia. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il suo ridimensionamento in seconda divisione a 37 anni sembrava dovesse portare ad una stagione da 30 gol. Invece no, crisi, alti e bassi così come il suo Venezia. Contro la Giacomense la rete del momentaneo 1-1 su punizione con la complicità di Poluzzi. Complimenti, davvero bella la new entry, la top 11. Pierfrancesco, tu che ami sempre commentare queste cose qui, io direi davvero una trasmissione credo completa sulla Lega Pro, ci facciamo i complimenti da soli, lo diciamo pure tranquillamente. Io credo che, non lo so, cosa vuole la gente? Cioè, gol parade, top 11, tutti i gol del campionato, non lo so, cosa vuole la gente? Dimmelo tu. Forse sì. Servizi più lunghi da parte tua, non lo Sì, so. probabilmente questo, no? No, credo che sia interessantissimo. Ecco, qualcuno dalla regia ci dice una donna in più. Stasera non ne abbiamo neanche una, però attenzione, lo scoop a fine puntata, scoprirete dove sono finite Linda e Francesca. Prego. No, dicevo, sicuramente credo sia importante cercare di dare uno sguardo complessivo sull'intero girone di Lega Pro in maniera il più possibile, lo speriamo, dettagliata. No, io credo che sia, a parte gli scherzi, una trasmissione completa, poi dopo ci sono le critiche, gli elogi. Io ti ho sempre detto dalla prima puntata, lo diceva anche l'amico Luca, arrivano troppi elogi. Quando sono arrivate le critiche, allora lì ci siamo iniziati a gustare un po', a entrare nel clima di una trasmissione, perché comunque quando arrivano troppi elogi siamo troppo perfetti. Quando arrivano le critiche, secondo me fanno anche bene, perché comunque imparano un attimino a vedere anche da parte nostra dove migliorare, dove cosa fare e cosa non fare. Alla fine noi abbiamo, come stasera, introdotto una new entry che è per l'appunto la top 11 di Luca Filippi, no? Sì, sicuramente. Sì, basta il tuo sì, no? Non aggiungere altro. Papen, sei pronto dalla regia? Andiamo a vedere. Questa volta vi prometto,
dura solo 2 minuti, prendete pure il cronometro. La seconda parte dell'intervista è realizzata da Pierfrancesco Grossi al nostro Silvio Poli. Se Papen è pronta, la lanciamo subito. Linea alla regia. Sant'Arcangelo è anche una società modello da parecchi anni, mi permetterei di dire da tantissimi, quasi da sempre. Insomma, e allora quali sono i segreti così per funzionare in un mondo invece del calcio che a volte non funziona? Io devo dire, per le mie esperienze, ma anche per esperienze che si possono verificare, se notiamo i dirigenti che hanno continuità nella gestione, anche andando sulle squadre importanti del nostro calcio come l'Inter, il Milan, la Juventus, che hanno presidenti, dirigenza, sì, con possibilità economiche indubbiamente, però che hanno grande passione e sono da tanti anni al timone di queste società. Ecco, prendendo questi esempi e con le dovute proporzioni, il Sant'Arcangelo è una di queste società. Il segretario Silvio Poli è anche un grandissimo esperto di calcio, di campo, quindi gli chiediamo che campionato sarà quest'anno quello del Sant'Arcangelo. Il campionato del Sant'Arcangelo quest'anno abbiamo cambiato molte cose, abbiamo cambiato la direzione tecnica, abbiamo cambiato diversi giocatori, in maniera particolare i giovani, quindi dobbiamo avere pazienza, aspettare che i giovani crescano, che facciano le loro esperienze. Si dirà, ma non possiamo aspettare fino alla fine del campionato, è vero, quindi siamo quasi a metà. Qualche cosa in più potevamo fare, abbiamo avuto un po' di sfortuna, un po' di errori che si debbono eliminare, però direi che tutto sommato siamo anche abbastanza in linea con i programmi. Il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di poterla raggiungere evitando i play-out e prepararci per l'anno prossimo, che sarà un campionato terribilmente difficile, con la riforma dei campionati che scatterà nell'annata sportiva 2014-2015 sarà drammatica l'anno prossimo la permanenza in categoria, perché si salvano solo le prime 8 e tutte le altre sono coinvolte o nella retrocessione diretta, le ultime 6, e le altre nei play-out, dove se ne salvano 2 su mi sembra, se non sbaglio, su 8, quindi figurarsi un po' cosa succede. Questo è il nuovo regolamento della Lega Pro per il prossimo anno, ringraziando ovviamente il segretario Silvio Poli, ringraziamo anche Pierfrancesco per l'intervista. Adesso, se il nostro Papen è pronto, io direi di andare a vedere il pagellone proprio realizzato da Pierfrancesco, che riguarda un po' il punto delle Romagnole. Ieri non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, non si è giocata nemmeno la partita San Marino tra San Marino e Feralpi Salò, rinviata anche questa per neve, come del resto anche a Sant'Arcangelo. Quindi se è tutto pronto noi andiamo a vederci il pagellone e poi lo scoop finale. Prego. Forlì 5, come il gran rifiuto del dantesco Celestino, un solo acuto nel casale, ma di voce rauca e gracchiante, al cospetto di chi è tornato a vincere proprio domenica col Fano dopo 9 uscite. Hanno ceduto le armi i Galletti, come quando, ai tempi dell'antica Grecia, Archiloco scaldiò via lo scudo. 3 punti dalla cappa dorata del gran ballo delle prime, ma noi mica si era partiti per puntare all'alta vetta. Già, il gran rifiuto, 4 inciampi nelle ultime 6, dopo 5 vittorie nelle prime 7. Spennati, Galletti spennati dal gran Gallo Rossetti, di rigore. Bellaria, 7,5.
la gran beccata del pulcino Zanini ad azzannare i malcapitati Galletti, lui che già li aveva affannati a fine agosto quei biancorossi in coppa alla guida della Berretti. Pulcino Zanini, così ci aveva scherzato alla vigilia il tecnico in seconda. I Galletti, ma io sono Pulcino, già, eroe positivo, come Calimero, Zanini, ma altro che tutto nero, vincente, 4 punti in 2 gare, e i Bustocchi già li aveva in pugno. Squadra che gioca, trama, senza Bernacci, e Rossetti è trovata sua. Chissà che succederà già domani, ma intanto è sempre gran bell'aria tra i biancazzurri, da respirare a pieni polmoni, odor di bruciato a parte. Rimini, 5, e così fanno 11. I biancorossi caddero per la terza volta, pure sotto Natale, dopo le prime 3 a secco. Bottino pieno solo a depredare la valle, alla quarta uscita, poi il vuoto, applausi a parte. Alla ricerca del successo perduto, magari un consiglio, chiedere a Proust, lui che è l'esperto di ricerca del tempo, chiedere anche se di reti e di punti. Sant'Arcangelo e San Marino, senza voto, spolverata di bianco Natale e tutti a casa, se ne riparlerà forse dopo Capodanno. Per il momento solo vin brûlé, seppur tra qualche mezza polemica. Seppur tra qualche polemica. Proust è fantastico. Tu sei fantastico, tu sei fantastico. Io non so da dove sei uscito tu, dall'ovetto Kinder, non lo so, tu sei fantastico. No, davvero, complimenti. Anche questo è l'ennesima perla. Il Paggerone è sempre... pilota. Lui è sempre però, vedi... Esattamente. Molto, sempre anche critico, quando deve criticare critica, quando deve elogiare elogia. Ci piace per Francesco, ci piace. Mi piace soprattutto la sua ragazza, non a me fortunatamente, perché occorre dirlo. Solo a lei? Solo a lei. Lui secondo me dopo il fans club Luca Filippi ne avrà tante. Ascoltate, facciamo una cosa. Andiamo a gustarci, se Papene è d'accordo, il nostro scoop della serata. Cioè noi dobbiamo scoprire dove sono finite questa sera Linda e Francesca, che sono le nostre 2 vallette. Ci hanno aiutato. Seguitevi bene attentamente questo servizio, perché hanno aiutato soprattutto il nostro Luca Filippi, che è alla ricerca dell'amore perduto. Gustatevi questo servizio, rientriamo in studio e poi commentiamo il gran finale, il Paggerone di Pierfrancesco, così ci facciamo una bella dormita tutti quanti assieme e andiamo a dormire più serenamente. Io alla regia. This is the time to remember, 'cause it will not last forever. These are the days to hold on. Così le puoi copiare siamo al secondo punto. Sono dalla chitarra. Tienila così, bravo. Poi metti le dita qui. Ora provo da Sì, abbiamo qualcosa. Aveva le foglie andate la stessa sei tu. Non ci interessa proprio. Significa più fantastico che non sapessi There you see her sitting there
forever. These are the days to hold on. L'avevamo promesso, dovevamo entrare nelle case degli italiani, l'abbiamo fatto. Con Sentieri a Rimini hai conquistato la nostra Francesca. Lei non lo sa, però tu l'hai conquistata. Non lo sapevo neanch'io. Tu eri Stitch, forse nessuno l'ha capito, il pupazzo blu. Ah, sì? Linda era Lilo, la ragazzina Mora, e Francesca era, ovvero la mostriciattola rosa. Mostriciatta, se mi sente mi mina. Però va bene così. Ritogliamo un attimo serie professional, rimettiamo la cravatta, io non ce l'ho, la frego. No, per Francesco non ce l'hai neanche tu questa sera. Torniamo seri. Pagellone importante, soliti voti. C'è stato un pochino critico forse col Forlì, ma ce l'avevi detto prima, sorprende il Bellaria. Il Rimini che voto gli hai dato, che non mi ricordo? 5, purtroppo continua questo lungo digiuno da vittoria, come diceva anche Andrea, finché non si tornerà a fare i punti, a fare il bottino pieno, sarà sempre tempo di magra, e quindi ce la farà. Visto che senza punti non si va avanti in classifica. Senti, il prossimo avversario del Sant'Arcangelo sarà il Renate, no? Una parola volevo spenderla anche per la formazione nerazzurra, che sta facendo sicuramente un campionato sorprendente anche lei, perché comunque si parla del Castiglione sì, però anche il Renate è proprio a ridosso del trio lì davanti. Sì, infatti lo dicevamo anche prima, sia Renate che Castiglione sono un po' le due sorprese di quelle là davanti, entrambe riescono a mantenere quello che avevano iniziato a fare, entrambe si mantengono un po' in carreggiata, seppure perdendo qualche punto qua e là, ma rimangono sia Renate che appunto Castiglione. Ed è interessante, no? Direi, da questo punto di vista. Un flash lampissimo. Ricordiamo che il Rimini gioca col Milazzo, grande occasione per tornare ai 3 punti, invece il Bellaria sfida Salvezza in casa contro la Giacomense. Andrea, domenica toccherà vincere col Milazzo. Sì, un po' che lo diciamo, un po' in queste domeniche qui. Ci proviamo, ci speriamo fino alla fine. Perfetto, io vi ricordo prima di salutare i nostri ospiti che noi ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 20:30 qui su VGA Telerimini. Vi ricordo che tutte le nostre puntate potrete rivederle sul sito www.telerimini.it nella sezione A Tutto Sport. Domani o comunque al massimo mercoledì potete vedere anche la puntata andata oggi per l'appunto in onda, e poi domani ovviamente alle ore 16 fino alle ore 17:45 la replica sempre su VGA Telerimini della puntata di questa sera. Andiamo a salutare i nostri ospiti, ringrazio il nostro Andrea Zanigni, attaccante del Rimini. Grazie Andrea di essere stato qui tra noi. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera anche al nostro Pierfrancesco Grossi. Grazie a voi. E ovviamente buonasera anche al nostro Luca Filippi. Grazie Luca, noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle 20:35 qui su VGA Telerimini.